A Salboro c'è un'azienda agricola cosiddetta multifunzionale, 20 ettari, grande per essere a due passi dalla città, che diversifica la sua produzione, dall'uva ai prodotti dell'orto, dal frumento al grano turco. In queste settimane la siccità sta producendo effetti disastrosi. È un'emergenza quotidiana, una ricerca esasperata di acqua per irrigare, di scelte da fare se coltivare o fermarsi e aspettare l'autunno. Molti raccolti infatti sono a rischio, con difficoltà anche economiche per le sorelle e il padre che gestiscono l'azienda, molti prodotti che soffrono. Il mais, come vedete alle nostre spalle, noi abbiamo cominciato anche ieri ad irrigare, però poi abbiamo dovuto fermarci perché mancava l'acqua e quindi speriamo che oggi si possa continuare, e poi anche le viti stanno soffrendo. Con una situazione del genere gli agricoltori si chiedono se sia conveniente fare un secondo raccolto. Ci stiamo chiedendo se sia il caso di fare il secondo raccolto, perché non avendo l'acqua e ci sembra che non ci siano prospettive né di pioggia e né appunto di acqua per irrigare, ci stiamo chiedendo se sia possibile farlo o meno, quindi veramente la stagione è compromessa. L'emergenza deriva anche dal fatto che parliamo di una situazione che di solito si ha a fine agosto, invece ora la siccità c'è già a giugno, senza acqua dalla montagna, con i fiumi a secco. Qualcuno sta razionando già l'acqua, ma in agricoltura non si può. In agricoltura non si può razionare, cioè si può razionare ma fino a un certo punto, comunque a discapito dopo delle rese finali dei prodotti, in un momento nel quale anche i costi dovuti a situazioni internazionali, la guerra in Ucraina, ma anche a speculazioni finanziarie. Ricordiamo che purtroppo il settore agricolo subisce anche pressioni finanziarie dei mercati proprio di borsa sulle quelle che chiamano commodities agricole. Questo allineamento provoca ovviamente una situazione di estremo stress e di difficoltà delle aziende agricole. L'ultimo punto interrogativo è già rivolto a settembre. Insomma, ci si sta domandando se dopo l'estate valga la pena seminare il frumento.